Si va per la sesta, premio Redentore, corsa per 3 anni, vincitori da 1.500 a 7.500 euro in carriera. Non corre con il 6 Giorgio degli Ulivi, rimangono in 8. Con il numero 1 Gilda Treb, Donato Chiaro, 2 Goccia dei Venti Alberto Garruto, 3 Goku OP Vincenzo Luongo, 4 Gioia Spritz Manuel Pistone, 5 G Voleva Brid Antonio Di Nardo. In seconda fila 7 Gea GPD Tommaso Gambino, 8 Giusi Dipa Filippo Monti, 9 Jessica De Gleris e Enrico Bellei. Macchina in accelerazione. Partiti. È veloce Goku OP che prende subito l'iniziativa nei confronti di Gioia Spritz che cerca di parcheggiare in seconda posizione alla corda, avanti a Gilda Treb, sbaglia però Gioia Spritz, parcheggia così Goccia dei Venti. All'esterno prova ad avanzare G Voleva Brid, cerca di infilarsi Alberto Garruto con Goccia dei Venti per puntare sulla testa Goku OP che per il momento è ancora davanti ma sembra volerne mandare uno, insiste Goccia dei Venti che passa dopo 400 metri lottati in 29,5. E così Goccia dei Venti al comando nei confronti di Goku OP, quindi G Voleva Brid, Gilda Treb, Jessica De Gleris e alla retroguardia Gea GPD. Primi 600 metri sono andati via in 45,5 con Goccia dei Venti che guida su Goku OP, quindi all'esterno l'avanzata da parte di Jessica De Gleris che si scopre portandosi in scia Gea GPD, muove al largo allora G Voleva Brid che si scopre sul piede dell'1.16,5 i primi 1000 metri, passa G Voleva Brid sul burro perché Goccia dei Venti è in difficoltà, chilometro di G Voleva Brid in 1.16,9. Passata al comando nei confronti di Goku OP, poi Jessica De Gleris, numero 2 Goccia dei Venti, rimane in quarta posizione così Gilda Treb. Quando siamo a 400 dalla conclusione, G Voleva Brid che prova la fuga da Goku OP che rimane nella sua scia, poi Jessica De Gleris quando siamo sull'ultima curva ed è in vantaggio G Voleva Brid nei confronti di Goku OP e di Jessica De Gleris, la retta d'arrivo per G Voleva Brid che è in vantaggio nei confronti di Goku OP che prova a tornare al suo esterno, G Voleva si difende, Goku che ci prova, insiste Goku OP, si difende G Voleva Brid vince facile nei confronti di Goku OP, al terzo Jessica De Gleris, 1.15,5 per il successo di G Voleva Brid, Antonio Di Nardo, perfetto in salchi all'allievo dell'azienda agricola Purlari, allenato da Enrico Fiaschi. La figlia di Varen si impone con la mossa vincente agli 800 metri conclusivi di andare di fuori e passare per poi ribattere al tentativo di Goku P. Terza a distanza finisce Jessica De Gleris.